cerca di un posto libero nella classe, trovandolo proprio davanti a me. E poi subito dopo vuole cortesemente comunicarmi nome, cognome, luogo e data di nascita? 1, 2, 3, 4 Arbeitslose sehnen mir nicht gehört hat das im Land. Cosa potevo mai offrire io, figlio di un medico ebreo, nipote e bisnipote di rabbini e discendente di una piccola famiglia commerciante di bestiame, a te, ragazzo dai capelli d'oro? Te lo ricordi? Tutti lo chiamavamo Max Muscolo, il professore di ginnastica. Prima la corsa intorno alla palestra, poi le flessioni. Was zu genießen, teilt man sich mit jedem Biesen. Wasser will ich mir in Wein gießen, mir in sich herein, gießen mir in sich herein. Finalmente avevo un amico. Ma che quell'amico era ebreo. Com'è il bianco? Ah, sì, è come il cigno. E com'è il cigno? È un uccello dal collo lungo. Dammi la mano. Dal polso al gomito, quello è il collo del cigno. Oh, ma è meraviglioso! Adesso so cos'è il bianco. Ricordo il padre che giocava con una delle figlie sull'altalena. Più in alto, sempre più in alto. Il bianco del vestito. Corrati! Corrati! Ma che cosa hanno fatto loro? Cosa hanno fatto di male i loro genitori? Io non riesco più a credere un Dio che ci guarda con occhio benevolo. Non posso più crederci, capisci? Calmati, Ars. Sì, la morte di quei bambini è una disgrazia terribile. Neppure io riesco a spiegarla. Ma deve esserci una risposta. Forse noi siamo troppo giovani e inesperti. Catastrofi del genere sono sempre successe e uomini ben più saggi e intelligenti di noi, sacerdoti, vescovi, santi, ne hanno discusso e sono riusciti a dare delle risposte. Dobbiamo accettare la loro superiorità e sottometterci umilmente al loro giudizio. Non mi importa delle conclusioni a cui sono giunti quei vecchi impostori. Non c'è niente, e ripeto, niente, che possa giustificare o scusare la morte di 2 bambine e di un ragazzino. Non li vedi bruciare? Non senti le loro urla? Continui a giustificare l'accaduto perché sei troppo pavido per vivere senza il tuo Dio. Che vergogna! Mia madre appartiene a un'importante famiglia polacca di origine reale e odia gli ebrei. Per secoli e secoli le persone come lei hanno ritenuto gli ebrei indegni di qualsiasi considerazione, la feccia della terra, una razza di intoccabili, insomma. E mia madre non solo odia gli ebrei, ma li teme, anche se non ne ha mai conosciuto uno. È convinta che non solo tu abbia minato la mia fede religiosa, ma che tu sia al servizio del giudaismo internazionale, il che per lei è come dire comunismo. Se vuoi tutta la verità, ti dirò anche che ho dovuto lottare per ogni ora passata con te, ma c'è di peggio. Se ho preferito non salutarti ieri sera, è stato solo per evitarti un'umiliazione. No, caro amico, non hai il diritto di trattarmi così, nessun diritto, te lo garantisco. La nostra scelta è tra Stalin e Hitler, e tra i due io preferisco Hitler. Von Hohenfels-Konradin, colpevole
di aver preso parte all'operazione Valchiria, colpevole di essere stato uno degli ideatori del tentato omicidio ai danni di Adolf Hitler. Giustiziato. Sein kein Gast zwischen alle Teute. Ich fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Jam tari 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 tam. Yam tari 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 tari.